Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati anche per questa nuova stagione, l'8ª di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la domenica sportiva dedicata interamente ai campionati dilettantistici siciliani. Si è giocato in buona parte della Sicilia, ma nell'altra parte purtroppo molte partite sono state rinviate causa, come tutti ben sanno, la tragedia soprattutto dei nubifragi nella zona del Palermitano e dell'Agrigentino. Inauguriamo questa 8ª stagione con un saluto particolare. Lo manda direttamente da Roma il direttore di Rete Oro, ovvero Raffaele Minichino, e poi vi spiego anche perché. Un saluto particolare a tutti gli amici della Sicilia e non solo, ma in modo particolare proprio a Ettore Tortorice, un amico. Ci siamo conosciuti da poco, ma sembra veramente di essere in rapporto da moltissimo tempo. Oggi ritorna un appuntamento importante a livello televisivo, soprattutto per gli amici della Sicilia, per l'8ª stagione di Penalty, la trasmissione più importante, se vogliamo, a livello dilettantistico e non solo della Sicilia. Noi di Rete Oro da Roma vi salutiamo, ma soprattutto in bocca al lupo all'amico Ettore, e contiamo in futuro di essere sempre più in parallelo, anche un po' di gemellaggio, non guasta. Ciao, in bocca al lupo! Bene, come avete potuto ben sentire, l'augurio particolare da parte di Raffaele Minichino, direttore di Rete Oro, da ben 38 anni in onda nel territorio laziale con i campionati dilettantistici. Noi siamo decisamente molto più piccoli, molto più giovani, grazie per l'incoraggiamento, e apriamo dunque questa prima puntata di Penalty stagione numero 8, presentando subito gli ospiti di questa prima parte. Abbiamo subito Luca Di Gregorio, che è di buon auspicio soprattutto perché insomma quest'anno momentaneamente ancora ai box, però insomma non è esclusa una prossima chiamata. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Ettore, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Oltre a Luca, è tradizione in questa prima puntata ospitare anche Franco Rastasi, giornalista doc per quanto riguarda il calcio dilettantistico siciliano. Ben trovato Franco. Grazie, ben trovato pure a te. E in bocca al lupo per la trasmissione di quest'anno. Grazie, grazie Franco, e salutiamo anche Alessandro Di Maria, allenatore insomma vincente da un paio di stagioni, quest'anno fermo secondo me per scelta. Vedremo un pochettino cosa succederà nelle prossime settimane, perché come tutti ben sanno, quando i risultati non arrivano gli allenatori sono i primi a pagare, e sotto questo punto di vista alcuni allenatori che sono in questo momento in tribuna probabilmente sperano di entrare di nuovo in corsa. Alessandro, ben trovato. Ciao Ettore, grazie, ti ringrazio soprattutto perché partecipare alla prima puntata. È di buon auspicio, perché io dico sempre che chi insomma viene a penalty in una squadra, dopo qualche settimana arriva puntuale la squadra. E ti ringrazio anche per l'augurio. Speriamo bene, speriamo bene. Allora, quest'anno è un'edizione un po' particolare, perché andiamo in onda a partire sempre dalle ore 19, ma da quest'anno il programma chiude alle 20:30 ufficialmente, perché poi subito dopo a seguire partirà per questa nuova stagione una nuova rubrica, i campioni di penalty. In 30 minuti, minuto più, minuto meno, raccontiamo le gesta dei più grandi calciatori di tutti i tempi, che servono anche di buon auspicio ai nuovi talenti che sono tantissimi qui in Sicilia. Quindi a partire dalle 20:30 sino alle 21 la terza parte di penalty è dedicata appunto a questa nuovissima rubrica. Partiamo subito, campionato di Serie D, abbiamo i risultati da proporvi per quanto riguarda questa giornata, l'8ª, oggi 4 novembre 2018. Ad Acireale Bari batte Acireale 3-1, Castrovillari San Cataldese 2-1, Città di Messina Rotonda 2-1, Gela batte Roccella 5-1, Igea Virtus Marsala 1-1, Locri Messina 0-0, Palmese batte Troina 2-1, Portici Nocerina 0-0 ed infine Turris batte Cittanovese 3-0. A questo punto guardiamo anche la classifica per quanto riguarda questa quinta giornata. Abbiamo in testa il Bari, d'altra parte lo sanno tutti, è veramente una corazzata. Bari con 20 punti, Nocerina 15, Gela e Locri 14, Palmese, Portici e Turris 12 punti. San Cataldese e Cittanovese 11, Marsala, Ciriale, Castrovillari 10, Roccella 9 punti, Città di Messina 6, chiudono Igea Virtus e Messina con 5 punti ed infine il gruppo, la squadra della Rotonda con 3 punti.
Subito il prossimo turno, perché poi voglio sentire in maniera anche molto veloce quest'anno la Serie D, i nostri ospiti in studio, grazie ad Andrea Salerno che quest'anno è in regia. Abbiamo il prossimo turno, velocissimo, Bari in casa contro il Città di Messina, Cittanovese Castrovillari, Marsala Locri, Messina Gela, Roccella Nocerina, Rotonda Portici, San Cataldese Palmese ed infine Troina Gela e Turris Aciliale. Battuta veloce, perché quest'anno voglio parlare molto dell'eccellenza in questa prima parte della nostra trasmissione. Iniziamo con Luca. Luca, questo Bari non c'entra niente con questo campionato, però tutti ci debbono giocare. Il Bari poi alla fine lo deve vincere anche sul campo, il suo probabile campionato vincente. A questo punto cosa si pensa? Soltanto alla griglia dei playoff? Credo di sì, perché il Bari come squadra, come società, come città, come tutto, credo che non c'entri nulla con questo campionato. Quindi tranne qualche battuta d'arresto che può essere anche fisiologica, no? Durante il campionato, il pareggio, ecco, ci può anche stare. Credo che si giocherà, ecco, dal secondo posto in poi. Ecco. Quindi solo per la griglia dei playoff? Secondo me sì, non c'è proprio assoluta. Oggi credo il 9 è riuscita alla fine a vincere ad Acireale, che non è un campo facile. Ha segnato proprio quando era in 9 uomini. Ho seguito la Addirittura. partita, ho visto qualche spezzone. Ho visto che ha segnato in 9, quindi c'è una forza sotto tutti i punti di vista. Beh, d'altra parte sappiamo benissimo gli investimenti che ha fatto il Bari quest'anno con l'arrivo del presidente del Napoli, che probabilmente insomma ha fatto sì che il budget per la Serie D fosse sicuramente sproporzionato. Franco Anastasi, io credo che comunque, anche se la griglia dei playoff è agguerrita, i campionati si vincono giocando. Il Bari sicuramente ha tutto a suo favore, però io mi guarderei bene anche dalla Nocerina, se siete d'accordo. Ma la Nocerina oggi è stata fermata sul pareggio Sì, inaspettatamente, col Portici. direi, col Portici, ma il discorso del Bari ci porta troppo lontano, perché non solo non c'entrava niente in Serie D, ma non c'entrava per giunta in questo nostro girone. Sì, perché infatti la polemica è stata una considerevole. forzatura È della vero. Lega, che quest'anno in Lega è successo di tutto e anche di più. Stendiamo un velo pietoso, perché se Tutte le dovessimo schifezze parlare del mondo sono È successe vero, quest'anno è vero. alla FIGC, quindi partendo dalla Serie A fino ai dilettanti. Il discorso, ripeto, questa volta può darsi che i playoff, perché noi sappiamo che la scorsa stagione i playoff li ha vinti l'Igea Virtus Sì. di Peppe Raffaele, Che è quello allenatore del ieri Potenza. ha rifilato 3 polpette al Catania. Insomma, Proprio Peppe Raffaele ha vinto, non solo ha vinto e si è classificato al secondo posto, ma poi ha vinto i playoff alla grande, ma non è successo niente. è vero. Quest'anno invece si spera che con il discorso dei cambiamenti che ci sono in atto, Qualche promozione in più dalla qualche Serie D promozione potrebbe o arrivare. qualche ripescaggio È in vero. più possa accadere. Questo è. Se comunque la Ciriale, insomma, tra alti e bassi sta disputando un campionato medio-alto insieme un po' anche alla San Cataldese, chi soffre soprattutto, caro Alessandro, è il Messina, che non riesce a trovare, secondo me, la quadra giusta sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista societario, insieme al Città di Messina, due squadre in Serie D, e su questo insomma dovremmo anche parlarne, ci fanno pensare che sicuramente le squadre messinesi quest'anno soffrono, perché c'è pure anche l'Igea Virtus in una zona sofferenza. Sì, il trend delle messinesi negli ultimi anni indubbiamente, diciamo, si è elevato il livello delle squadre messinesi. Quest'anno, come giustamente dici tu, 2 squadre in Serie D forse sono un po' troppe per il territorio. È vero? Se aggiungiamo che anche... Ma si era pensato addirittura a un ripescaggio all'inizio, però poi le società non si sono trovate d'accordo e quindi insomma si è un po' messo tutto a bagnomaria, sperando poi che i risultati in campo fossero poi diversi rispetto a quelli che poi effettivamente sono. Aggiungiamo che a Messina Aggiungiamo. c'è pure il Camaro. C'è pure il Camaro, infatti. In Serie D addirittura in provincia anche il Gea. Beh, il Camaro però è in eccellenza, Sì, sottolineiamo. dico a come Messina, provincia. Come Messina, non è in provincia. Sì, Camaro sì, è Messina a tutti gli effetti. Messina Il Camaro è un a tutti gli quartiere effetti. di Messina. Sì, esatto. È Effettivamente. l'Igea che di Barcellona, diciamo. È l'Igea di Barcellona. E quindi nel territorio forse un po' troppo probabilmente, anche se il Città di Messina meritatamente, direi io, lo scorso anno vincendo il campionato di eccellenza, e quindi è giusto che doveva provare. È vero. Però il calcio messinese
forse quest'anno diciamo un pochettino... Un po' in sofferenza, però potrebbe insomma anche facciamo quadrato, perché comunque la squadra, una squadra importante come Messina dovrebbe sulla carta ambire anche a categorie superiori, però poi come al solito, lo diciamo sempre, qui Franco me lo può confermare, insieme a Luca, insieme ad Alessandro, effettivamente i campionati poi bisogna pure vincerli in campo con i risultati, esatto. e non c'è mai scritto Che nulla. non è facile per nessuno. È vero, è vero. Allora, la parentesi della Serie D quest'anno è molto breve, perché in questa prima parte vogliamo insomma puntare i riflettori soprattutto nei 2 gironi del campionato di eccellenza. Come tutti ben sanno, soprattutto nel Palermitano e nell'Agrigentino ci sono state grossissime difficoltà, purtroppo anche con numerose vittime. Noi ci stringiamo chiaramente ai familiari che hanno insomma subito questa onda impressionante, sperando che non succeda mai più, soprattutto speriamo che non succeda mai più. Parliamo del campionato di eccellenza, parliamo del girone A, subito la schermata dei risultati di questa nona giornata, oggi domenica 4 novembre. Alba Alcamo Sport Club Marsala 0-0, Caricati Pro Favara 0-0, Città di Sant'Agata batte Dattilo Novar 3-1, Licata batte Geraci 4-1, Mazzara Castellammare 1-1. Le 2 partite che non si sono disputate sono Parmonval Mussomeli e Castelbuono Nuova Caccamo, mentre nell'anticipo di sabato Cus Palermo batte Partinica Audace 3-2. Guardiamo subito la classifica, chiaramente tenendo presente qualche partita in meno, partite che verranno recuperate nei prossimi giorni, tra mercoledì di questa settimana e mercoledì della prossima. Classifica dove balza in testa, dopo il passo falso del Canicattì, il Licata quindi in testa con 24 punti, 22 il Canicattì, 21 Città di Sant'Agata, 19 Mazzara, 16 Alcamo, 14 Dattilo, 13 Mussomeli, 11 punti per Parmoval e Geraci, 10 per il Castellammare, 9 Cus Palermo, Sport Club Marsala 8 punti, 5 per il Partinica Audace, Nuova Caccamo 3 punti e Castelbuono 1 punto. Veloce anche il tabellino della prossima settimana, dove ci saranno anche degli scontri abbastanza interessanti. Il Canicattì va a fare visita al Cus Palermo, che non è mai facile, poi abbiamo Castellammare Alba Alcamo, Dattilo Novar Licata, Geraci Mazzara, Mussomeli Città di Sant'Agata, Nuova Caccamo Partinica Audace, Pro Favara Parmonval ed infine Sport Club Marsala Castelbuono. Allora, partiamo da questo Licata e lo facciamo con Luca. Siamo contenti perché credo che il lavoro che ha intrapreso già dalla scorsa stagione Campanella sta incominciando a dare i suoi frutti. Il sostegno di un pubblico meraviglioso, insomma Licata sembrerebbe secondo me sulla buona strada per vincere questa stagione, anche se siamo ancora soltanto alla nona giornata. Sì, ancora è presto, però vedo che già la classifica si sta cominciando a delineare. È vero. Il Licata più o meno ha tenuto... Scusa se ti interrompo, possiamo mandare cortesemente dalla regia alcune immagini proprio del Licata a dimostrazione di questa macchina da gol del Licata Calcio che sta veramente furoreggiando nel girone A. Sì, ha mantenuto più o meno la stessa ossatura, forse qualche puntello, lo stesso allenatore. Sì. Però l'anno scorso viene ha perso alla fine il testa a testa col Marsala. E qui sarà, secondo me... E poi ha perso anche il manovolo i playoff. E poi ha perso, sì, anche poi i playoff, quindi hanno fatto bene a tenere comunque, Giusto, a non smantellare, giusto. a credere sempre in questa promozione, che sarà comunque altrettanto, penso, difficile, perché io credo che... Il Canicattino scherza. E il Sant'Agata, secondo me, soprattutto, secondo me queste 3 squadre saranno... le 3 che staranno fino alla Non ti vuoi fine sbilanciare allora a questo punto? In questo momento è troppo presto. Ancora è presto, poi io dico sempre vale anche per la promozione, no? Lo direi poi magari più avanti, ne È parliamo. vero. Vediamo chi arriva a gennaio, dico, a livello societario, vediamo chi mantiene, diciamo, le promesse a livello... Certo. Parlo dei rimborsi per Chiaro, i ragazzi, chiaro, per i chiaro, giocatori. chiaro. A per gli dicembre allenatori. spesso ci sono altri campionati. Io difendo sempre i miei colleghi allenatori, i tesserati che sono i giocatori. Vediamo chi arriva a gennaio di queste squadre, mi parlo anche soprattutto in promozione, Certo. E anche in eccellenza, e poi da lì si può fare un quadro molto più chiaro. Però questo Canicattì, Franco, quest'anno con Terranova sembra quadrato, stabile, continuo. Certo, qualche passo falso ci può pure stare, però Terranova è un cavallo dalla lunga gittata, soprattutto nella seconda parte. Spesso e volentieri sui campionati li ha vinti proprio nella seconda parte. Per Nicola Terranova parlano anche i risultati, quindi il suo curriculum è È vero. ricco. Abbiamo anche delle immagini nel frattempo del Canicattì. Un
un pareggio contro la Pro Favara ci può anche stare, anche se è un po' un risultato un po' a sorpresa, come Sì. si può dire. Beh, Però Favara è sempre un campo difficile, eh? A Canicattì Hanno giocato a casa, ma il Favara Ma è un sempre... derby, è un derby. È un derby, è un derby. sì, questo è anche vero. No, è ma un il derby. discorso della lotta in campionato non è un discorso racchiuso a Licata e a Canicattì, perché c'è il Sant'Agata di Antonio Venuto che ha un'ottima squadra e poi appunto un tecnico preparato e anche lui abituato a vincere. Ma Ha non fatto solo, anche la Lega Pro, insomma. non dimentichiamo che c'è, esatto, ha fatto Eh. anche la Lega Pro. Non dimentichiamo che c'è anche il Mazzara di Pietro Tarantino che oggi è tornato alla vittoria, e a questo aggiungerei l'Alcamo di Riccardo Chico che era partito piuttosto maluccio, ma ora è... E del Dattilo non No. mi dici niente, l'anno scorso è stata la sorpresa della Il stagione. Dattilo l'anno scorso è stata la sorpresa, quest'anno invece credo che sia la sorpresa in negativo. Ah, addirittura, quindi non lo Penso vedi... proprio di sì, no, non credo che abbia chance di primato. Però attenzione che quando parliamo di negativo parliamo anche di una partenza ad handicap della nuova città di Caccamo che l'anno scorso aveva furoreggiato, quest'anno stranamente sta arrancando nella classifica in maniera spaventosa. Ed è vero, questo lo stava facendo pure il Cus Palermo, ma con Corrado Mutolo Sì, che da qualche che è settimana in arrivato da panchina. 2 settimane ha vinto 2 partite, E quindi 2 su 2. Quindi non c'è nulla di scritto. Non c'è nulla di scritto da Non ci nessuna dobbiamo parte. impressionare Da sotto nessuna questo parte. punto di vista. Alessandro, io ho parlato di Licata, ho parlato di Canicattì, no? Però è anche vero che queste due squadre, insomma, in una categoria come quella di eccellenza sono superflue, perché sono bacini di pubblico impressionante, tifosi impressionanti. Licata probabilmente ha voglia di ritornare a grandi livelli. Tutti gli altri probabilmente debbono vivere la stagione, non dico improvvisando, però sperando che vada bene, mentre invece loro hanno programmato e quindi secondo me veramente sono sicuramente un passo sopra tutti gli altri. Dici giusto, perché la storia calcistica insegna in Licata ha toccato la Serie B, i tempi di Zeman, e il Canicattì stesso lo ricordo in Serie C, sono società storiche. Sì, il girone A probabilmente è quello che come valori tecnici probabilmente in questo momento ha qualcosina in più. Più del girone B addirittura, tu pensi? Secondo me sì, perché non dimentichiamo il Città di Sant'Agata che è una squadra che in genere nel girone B è una di quelle che lotta per vincere. Quest'anno la Lega l'ha spostata sul girone A e sono d'accordo, non è una di quelle squadre che fino alla fine per me darà fastidio, anche se il Licata credo che come organico e anche faccio un po' di campanilismo Sì, ci sta bene, con dai. il nostro Gianni Campanella ha qualcosina in più, ma Canicattì è un campo molto difficile. Il Dattilo c'è un mio amico che allena, qua a Catania ci ha anche giocato, è Vincenzo Melillo. Melillo, sì, e auguro... conosciuto tanti anni fa per un miracolo a San Giovanni Gemini. Io l'ho beccato in una semifinale di Coppa quando abbiamo vinto la Coppa Italia con Belpasso, lui era alla Riviera Marmi, un buon allenatore e anche un buonissimo giocatore, giocava all'Atletico È Catania. vero, è vero. Però un bel campionato da seguire fino alla fine. È vero, è vero. Luca, ma un personaggio come Venuto indubbiamente rompe anche un po' gli equilibri dal punto di vista di impatto emotivo nei confronti di una squadra avversaria, oppure poi alla fine la squadra è, a prescindere da questo, va per conto suo, seguendo certo i dettami tecnici del mister, però il mister come nome può anche incutere nei confronti degli avversari qualcosa di sostanzioso. Ma il mister è, sì, questo sì, un personaggio importante, ha fatto categorie importanti, però si è calato, no, nella categoria, devi vedere anche l'umiltà di un Certo, personaggio certo. che si è calato in una categoria inferiore, anche se il Sant'Agata come società, come tutto negli ultimi anni, credo che non ha nulla di invidiare a società di Serie D o addirittura di Serie Franco C. non me ne vuole, mi auguro insomma Campanella, perché anche Campanella non scherza in fatto di qualità e quantità di campionati vinti, anche il suo nome probabilmente incute insomma un certo timore nei Oltre confronti ai degli campionati avversari. vinti, ricordiamo che Giovanni Campanella ha vinto 3 volte la Coppa Italia, l'anno scorso con Licata. È vero, con lo stesso Licata, certo. Quindi l'ha vinto 3 volte, l'ha vinto con la Leonzio o l'ha vinto con Vittoria. Sì, sì.
Quindi non stiamo parlando di Assolutamente, no, io di un dicevo, signor nessuno, non ma voglio di Giovanni denigrare Campanella. giustamente Campanella, perché insomma non dico che sulla stessa linea Venuto di ha in Venuto. più perché ha allenato nei professionisti, E quindi- e poi anche... è l'ultimo tassello questo che manca probabilmente a Campanella, Ma- esatto. arrivare a fare i professionisti. Però Antonio Venuto aveva vinto campionati anche nei dilettanti. Sì, è quindi vero. Con il Sant'Agata stesso, con il Due Torri, quindi l'Orlandina, quindi un tecnico... il miracolo dell'Orlandina. Il miracolo dell'Orlandina, È vero. hanno nome Antonio Venuto. È vero, è vero. Stiamo parlando di un tecnico che sa il fatto suo. Voglio chiudere la parentesi dedicata al campionato di eccellenza del girone A ancora con Alessandro, perché io voglio parlare anche e soprattutto del Geraci, che l'anno scorso insomma, ha fatto un campionato di promozione straordinario, tra la sorpresa generale con giocatori anche di una buona qualità che insomma quest'anno stanno già giocando col Terme Vigliatore, quindi c'è stato quasi un trasferimento di massa, però Geraci ha insomma, lasciato questa voglia di scommettersi anche in un campionato difficilissimo come quello dell'eccellenza. Il Sì, tuo Geraci pensiero? rappresenta un paese piccolissimo, È vero, no? è vero. Che sulle Madonie l'anno scorso si è giocato il campionato fino alla fine con il Ganci, tra l'altro un derby a pochissimi Sì, chilometri è vero, uno è dall'altro, una grande squadra fatta anche bene. Quest'anno credo all'inizio c'è stato un cambio di allenatore, c'era Zanghini. Sì, adesso c'è Bognanni. Adesso Bognanni hanno avuto una partenza un po' così così. Si stanno riprendendo. Però vabbè, oggi diciamo avevano un Oggi è andato incontro male. abbastanza impegnativo. Ci può anche stare, Abbastanza ci può anche impegnativo, stare. però come neopromossa, Certo. ripeto, stare nella parte sinistra della classifica È ci una può, bella ci può anche soddisfazione. stare. Allora, adesso seconda parte del campionato di eccellenza con il girone B. Abbiamo subito i risultati di questa nona giornata, risultati anche abbastanza clamorosi per alcuni versi. Biancavilla batte Realaci 2-0, Camaro batte Paternò 2-0, Città di Scordia batte Catania San Pio X 3-1. Il Città di Rosolini chiaramente non ha giocato perché il Real Tirrenia è già saltato. Santa Croce che batte il Giarre in casa del Giarre per 2-1. Marina di Ragusa batte Atletico Catania 1-0, Palazzolo batte Ionica 1-0 ed infine sorpresa Terme Vigliatore che perde in casa 1-0 con il Milazzo. La classifica che vede a questo punto la squadra siracusana del Palazzolo in testa con 18 punti, eccola qua, con 16 il Santa Croce, sorpresissima, 15 punti per Biancavilla e Camaro, 14 per Milazzo e Terme Vigliatore, 13 per il Marina di Ragusa, 12 punti per il Paternò, 11 punti per l'Atletico Catania, Città di Scordia e Giarre con 10 punti, 9 punti la Ionica, 7 punti il Città di Rosolini, 5 punti il Catania San Pio X, Realaci con 1 punto e poi il Real Tirrenia che si è già ritirato e siamo soltanto alla nona giornata. Il prossimo turno, perché si presenta sicuramente anche molto interessante, Atletico Catania Palazzolo, Città di Scordia Camaro, Ionica Terme Vigliatore, Paternò Giarre, Realaci Città di Rosolini, Real Tirrenia Marina di Ragusa chiaramente non si giocherà, Santa Croce Biancavilla ed infine Milazzo Catania San Pio X. Allora, iniziamo a questo punto da alcune immagini del Biancavilla che vince in casa contro il Realaci, vittoria netta, vittoria che ci fa capire che il Biancavilla probabilmente vorrà dire la sua anche in questo campionato. Guardando la classifica, è una classifica cortissima. Luca, che ne pensi? Sì, nel giro, ho visto poco fa, nel giro di 4 punti ci sono 5-6 squadre. Sì, è Come vero. diceva prima Alessandro, ecco, rispetto al girone A, questo mi sembra molto più equilibrato e ogni domenica ci sono risultati A sorpresa. a sorpresa. Anche se per quello che ho visto finora, per quello che ho visto io, mi sembra che Palazzolo e Biancavilla abbiano qualcosina in più rispetto alle altre, Addirittura. ma di poco, ecco, per quello che ho visto finora. Non mi parli E del il Santa Camaro, Cro- e il non mi stai Camaro- parlando del Santa Croce però, eh? Santa Croce ci arrivo dopo, perché va bene, secondo ok. secondo Va bene. me all'inizio non era messo nel Assolutamente, lotto secondo assolutamente. me Santa Croce e Terme Vigliatore in questo momento sono le sorprese del campionato. Attenzione perché Franco sarai insomma colui che mi dovrà dare una giustificazione
sul campionato del Paternò. Nel frattempo possono partire alcune immagini, perché questo Paternò ci spiazza, ci sta spiazzando. Inizia bene, si ferma, ricomincia, cambia allenatore, ricambia allenatore, fa venire un nuovo allenatore. In società, insomma, credo che abbiano fatto delle cose meravigliose già dall'inizio della stagione, con un parterre di giocatori impressionanti, eppure adesso Credo che con ci 12 sia- punti è in ritardissimo. Ettore, credo che stiano facendo un po' di confusione a Paternò, io credo, perché un primo allenatore che se ne va, un secondo allenatore che arriva e alla prima partita che perde viene esonerato, quindi sinceramente Adesso c'è l'arrivo di Pensabene. c'è l'arrivo di Pensabene, ma l'arrivo di Pensabene era già scontato fin dall'estate, perché con l'arrivo di Vittorio Bravo, Strianese bravo. dello Scordia, Non nascondiamoci dietro un ago. l'anno scorso erano insieme allo Scordia, quindi era pressoché veramente, ripeto, scontato il Può darsi che fatto- c'era stato già un accordo con Mirto, pertanto poi non si poteva poi No, non è vero, tornare non c'era indietro? stato nessun No? accordo. Non si capisce Non perché capisco- non si fa ad agosto tutto questo, Si invece fa di tutto ad aspettare novembre. agosto. E comunque la squadra, sul piano tecnico, la squadra è buona Assolutamente, in tutti i assolutamente. reparti, però se i risultati non arrivano, diciamo, aggiungiamo pure che a Paternò non si può giocare perché il campo è come quello di Acireale, campo di patate. Impressionante. Però così come gioca il Paternò giocano anche gli altri, quindi io direi che quest'anno il mio giudizio vede il Palazzolo davanti, tutti gli altri dietro. tutti a gli altri soffrire, dietro. a soffrire anche. A soffrire non lo so. Sì, Certo, perché stanno soffrendo. sì, però dopo il Palazzolo si giocherà per i playoff, quindi in questi playoff non è escluso che ci vada pure il Santa Croce di Carolina. Gaetano Lucendi, che è veramente, anche se è una matricola. Allora, per- io ho sentito proprio ieri sera il direttore sportivo Agnello, il quale un po' ci sorride per la posizione in cui in questo momento si Agnello trovano. sono due fratelli, uno è il direttore sportivo e uno è il presidente. Perfetto, sì. Non so se c'è parentela, se devo essere sincero. No, sono fratelli. Ah, sono fratelli, perfetto. E mi diceva che giustamente un po' inaspettatamente si ritrovano in questa zona alta. Andavano a Giara per giocarsi la loro partita, ma sono tornati a questo punto a casa con altri 3 punti Sì, che ma alcuni- permette alla squadra ragusana di volare al secondo posto. In avanti ha un solo giocatore particolarmente forte che è Ciccio Leone, Leone, sì. che ogni anno fa Segnato gol, lui oggi. anche No, tanto per al cambiare, 90°. fa gol ogni anno. È stato in nomination ai penalty awards l'anno scorso, un l'altro. trascinatore tra Esatto. l'altro, E assolutamente. anche, volevo dire, anche Sì? il Terme Vigliatore ha una partita da recuperare. Non mi rubare la domanda per Alessandro perché voglio parlare proprio del Terme Vigliatore. Anche il anche il Paternò ha una partita in meno. Anche una partita in meno. Beh, ricordiamo. qualche partita da recuperare ci sta pure. No, Alessandro, siccome tu insomma conosci molto bene la realtà del messinese, questo Terme Vigliatore, nel frattempo possiamo vedere anche qualche immagine di sottofondo. Quest'anno con Cambria insomma sembrava di essere partito bene, poi ha avuto un momento di stasi, con questa sconfitta in casa probabilmente insomma ne esce un po' ridimensionato? Guarda, io ho visto il Terme Vigliatore giocare contro la San Pio. Credo che i tre davanti del Terme Vigliatore possono benissimo figurare in qualsiasi squadra di vertice in eccellenza, perché Bartuccio, Calabrese e Genovese, E Paolo Genovese Genovese soprattutto, sono tre grandi Trascinatore giocatori. dall'anno scorso del È Gerace. una squadra che ha anche una buona fase difensiva. Cambria lo conosco da anni, siamo amici, e fa anche giocare bene la squadra. Non è facile da incontrare, però è una di quelle squadre che è propositiva e quindi ci può anche stare che può prendere anche qualche gol, però credo che è una neopromossa, quindi credo che sta facendo un campionato più che dignitoso e può dare fastidio. Tu poco fa citavi il Santa Croce, che mio malgrado lo scorso anno io ho perso la finale playoff con infatti. Santa Croce, ha cambiato pochissimo. Ha cambiato pochissimo, Ha cambiato vero. pochissimo e questo, e mi riallaccio al discorso Paternò, questo fa la differenza, soprattutto nella fase iniziale, che Paternò 3 cambi tecnici indubbiamente, al di là del valore tecnico della squadra e dell'allenatore, probabilmente sono un po' troppi e quindi il tempo di rimettersi in moto diciamo ci vuole, però l'organico è importante. Certo, sono un po' attardati. Sono un po' Ritengo attardati. che il Palazzolo sia di una cifra tecnica superiore rispetto alle altre, però partite scontate, come dice Luca, in questo girone Non ce ne sono. non sembrano essercene. Assolutamente. Luca,
insomma, Terme Vigliatore un po' ad intermittenza, Palazzolo, come ha anche confermato giustamente Franco, che è sicuramente la corazzata da battere in questo girone, sta prendendo sempre più forza, determinazione. I risultati sono dalla sua, adesso è da solo in classifica al primo posto. Che prende Spinelli e Giordano, cioè dalla Lega Pro, vuol dire che ha voglia. Ha voglia di vincere il campionato, non si deve nascondere di nulla. Cutrufo ha fatto sempre campionati di vertice, quindi non dice chiaro la squadra, la rosa come è composta, quindi, però ripeto è ancora lunga. È ancora lunga. In questo gruppetto che insomma pilota la zona alta di questa classifica, il Camaro, che lo stesso Franco aveva sottolineato proprio in apertura parlando di questo girone B, il Camaro è sicuramente una squadra da prendere con le pinze. Camaro è lì a 2-3 punti, quindi ieri ha fatto una grande vittoria. È sempre una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa, e più o meno appunto all'ossatura quella della scorsa stagione, quindi per me può essere una possibile comunque sorpresa, ma in ogni caso non sfuggiranno sicuramente i playoff, ecco, tra le prime 5 dovrebbe starci. Certo. Il Milazzo, non so Franco cosa ne pensa, Milazzo, ogni anno fa sempre grandi squadre. Il Milazzo è ritornato dopo aver stravinto il campionato dello scorso anno in promozione. Non dimentichiamo che a Milazzo ci sono 2 squadre. Ci sono 2 squadre, l'Academy... No, proprio il Milazzo e il Milazzo. In 2 gironi, gironi. in 2 gironi diversi, diversi, sì, questo sì, certo. Sì, il Milazzo ha questi risultati così contraddittori, no? Perché vince fuori casa, perde in casa, però nel complesso io penso che si farà rispettare nell'arco del campionato, perché ha una buona squadra, un buon allenatore, per cui penso e ritengo che non soffrirà per nulla. Tra le squadre cuscinetto, quelli tra la zona alta della classifica e la zona bassa della classifica, ci sono 2 squadre che secondo me vanno prese in considerazione, che sono il Marina di Ragusa e l'Atletico Catania, che tra l'altro proprio oggi si sono incontrati con la squadra di Utro, che ha battuto appunto la squadra catanese per 1-0. Queste 2 squadre possono essere pronte per il passo più grande, secondo te? Possono agganciare la zona credo playoff? di più. Sinceramente credo di più nel Marina di Ragusa, perché c'ha veramente un organico di categoria superiore, anche se l'anno scorso erano in promozione e hanno stravinto il campionato. Indubbiamente. Hanno vinto anche la Coppa, quest'anno hanno cambiato poco, hanno cambiato in meglio, hanno sempre una bellissima squadra, l'allenatore non è per nulla male e ora è arrivato pure Cesare Sorbo. Sì. Che naturalmente per esperienza, Ragusa è un valore aggiunto. E questo significa che per quanto riguarda il Marina di Ragusa sicuramente farà un buon campionato. Può aspirare a questo salto? Questo non lo so, però sicuramente farà un ottimo campionato, cosa che invece mi sembra piuttosto improbabile per l'Atletico Catania. Alessandro, possiamo metterci anche il Città di Scordia, la squadra che sta appunto tra la zona alta e la zona bassa di questa classifica? Tecnicamente sì, però gli ultimi risultati, diciamo, altalenanti fanno pensare che probabilmente potrebbe avere qualche difficoltà. Io però, se mi consenti, vorrei tornare al Camaro, che secondo me è da buon esempio per tutte le società dilettantistiche. È una società che ha un campo privato con una concessione. Bravo. Il vecchio Marullo che si è trasformato in un gioiellino. Meraviglioso campo in sintetico, è fantastico. Una struttura societaria che lavora tantissimo col settore giovanile, Sì. Le loro squadre sono sempre ai primi posti del settore giovanile. Fai bene a sottolineare Quindi questa cosa, la sottolineo perché deve servire da esempio per tanti, perché Certo. a volte, ed è una squadra che ricordiamoci che 2 anni fa era ripartita dalla prima categoria. È vero. E quindi grande esempio. Grande È vero, esempio, è assolutamente. vero. Sul Marina di Ragusa anch'io la penso, ha un grande organico, Allora, può venire fuori. Abbiamo chiuso questo girone del campionato di Serie B. Prima di congedare i nostri ospiti, soprattutto Franco Anastasi e Alessandro, voglio fare un po' il quadro generale anche con Luca Di Gregorio. Luca Di Gregorio, consigliere tra l'altro dell'AEC di Catania, tanti allenatori che giustamente non allenano quest'anno.
il solito discorso sponsor, no sponsor, io insomma sorvolerei questa ennesima favola che insomma spesso e volentieri leggiamo in tutti i giornali oppure sul web. Diciamo pure che però ce ne sono troppi forse allenatori e poche sono le squadre che tra l'altro tendono sempre a diminuire perché i soldi diminuiscono. Sì, può essere anche questo quello che dici tu, però non è che c'è solo l'eccellenza o la promozione, chiaro, bravo, il settore bravo, giovanile, certo, scuole certo. calcio, e quindi l'allenatore ecco, si può misurare in tante realtà. Noi come associazione, ne parlavo prima con Alessandro, ne parlo spesso con i miei colleghi, non voglio parlare di quelle cose che dicevi tu, questo sta alla dignità e alla serietà dei miei colleghi e di noi Non vogliamo allenatori. essere ripetitivi poi alla fine, Assolutamente, dai. che sta diventando una cosa, Infatti. quindi sta alla serietà, alla dignità dei nostri colleghi. Io dico sempre che fare l'allenatore è una figura importante, deve essere rispettata, Bravo. lo dico alle nostre riunioni, io parlo anche a livello economico, no? Il rimborso, cioè un allenatore non può andare 4-5 volte a settimana al campo e non viene pagato. Assolutamente. Cioè, sta alla serietà, alla dignità di una Serietà di una e persona. dignità però Ma che parlo in è tutte legata anche alle società e soprattutto, parlo ecco, in tutte le categorie, Certo, parlo certo. dalla scuola calcio, il tuo lavoro deve essere sempre gratificato. Gratificato, la parola giusta. E quindi io difendo gli allenatori Fai bene. quando si comportano Chiaro. bene naturalmente, e come associazione ora stiamo organizzando tantissime Ne parleremo eventi. dopo nella seconda parte, Sì, sì. Luca, anche proprio dell'AIEC. Franco Anastasi, gli allenatori sono sempre merce difficile da gestire perché sappiamo benissimo che insomma ogni allenatore ha un suo caratterino che deve sempre spesso collimare con i dirigenti, ciò non avviene e lì succedono le rotture. Ho avuto modo di parlare con l'ex allenatore del Biancavilla che dopo qualche settimana con una classifica assolutamente positiva licenziato, quindi spesso e volentieri sono i caratteri più che le qualità degli allenatori che non riescono a collimare con i dirigenti, o sbaglio? No, non sbagli, a volte le scelte delle società fanno riflettere, sono discutibili, però siccome ognuno con la propria tasca fa quello che vuole, Assolutamente, quindi assolutamente. c'è poco da ridire. Invece a proposito degli allenatori, io direi, siccome come tu giustamente sottolineavi, sono molto di più le società anziché gli allenatori. Purtroppo. Però per alcuni allenatori, sottolineo, per alcuni allenatori, il fatto dello sponsor è anche una specie di alibi, perché gli allenatori che dicono io non vengo interpellato, non vengo chiamato, Non è perché vero. non ho lo sponsor, la maggior parte di questi è perché non sanno allenare, sono scadenti e quindi Secondo me hanno- dici anche delle verità su questo, perché forse No, anche io dico in il molti Vangelo. sono troppo... No, ti puoi fidare, di Franco ti puoi Lo so fidare. che mi posso fidare di Dopo- Franco, è come se mi fido Non di Franco, appena lo sulla ritengo lingua. un guru per questo. Notoriamente non appesi sulla lingua. Cioè. Come Alessandro? Notoriamente non appesi sulla lingua. Assolutamente, neanche tu hai i peli sulla lingua perché quest'anno non stai allenando e non stai portando lo sponsor. No, O vabbè, però sbaglio? io conosco le regole del gioco. Bravo, bravo. Si può stare a casa anche facendo bene, però... Assolutamente, però- guardando anche in giro però. Però è giusto, ti guardi intorno, però voglio dire, le regole sono queste, è giusto. Senti, se ti arriva una proposta, a prescindere dalla categoria, ma sposi il famoso progetto, ti sta pure bene? Ma assolutamente sì. Eh? Senza Siamo sicuri? dubbio, Perché però- la parola progetto è stata anche in questo caso super usata, no? Inflazionata. Non esiste, Hai detto bene, L'ho detto progetto. tra virgolettato. non progetto. esistono progetti. Non esistono progetti. Inflazionata, però è giusto. Lasciamole ai geometri, agli ingegneri. La regola dice Sì. che un allenatore che momentaneamente Sì. non sta allenando prende in considerazione, è chiaro, qualsiasi tipo di offerta. Poi indubbiamente bisogna avere anche la consapevolezza del gruppo Chiaro. che prendi in corsa, perché potrebbe anche non essere l'occasione giusta la prima Allora in quel caso occasione. meglio starsi fermo. Assolutamente. Dimmi Franco. No, volevo dire solo una cosa a proposito di allenatori che prendono qualsiasi cosa quando viene proposta. Sì. Allora, a proposito di questo, un applauso va a Pino Rigoli, che appena è stato esonerato infantino dal Messina, che Sì. era già È il andato a secondo Messina, allenatore. non ha trovato l'accordo perché non E ha- c'era un progetto forse. No, non ha trovato l'ambiente giusto e la squadra giusta per poter vincere il campionato, perché dice io vado a Messina, che per me allenare a Messina è un sogno, Certo. però con questa squadra il campionato non lo posso vincere,
io a Messina non ci vado. Ha fatto un discorso giustissimo. Quindi Giusto. per dire che Bravo non Rigoli. tutti gli allenatori Sono d'accordo. prendono nel sacco così a occhi chiusi. Bene, allora concludiamo questa prima parte. Ringrazio Franco Anastasi. Lanciamo un messaggio a tutti quelli che fanno calcio dilettantistico in questa bella Sicilia, purtroppo un po' martoriata in questa domenica di novembre. Ma quello che posso dire è, mi rivolgo ai dirigenti più che agli allenatori o ai calciatori. I dirigenti che c'è bisogno di serietà, c'è bisogno di competenza, c'è bisogno soprattutto di dignità, perché molto spesso ci sono dirigenti che vogliono fare calcio a tutti i costi, non hanno né le possibilità né la tasca e né l'esperienza. Quanto ci piace il commento di Franco Anastasi. Anche a me piace, sono sincero con me stesso. Ciao. Mi piace perché è vero, è diretto, è unico e ci sta pure bene all'interno di Penalty, no? Che parla solo di calcio dilettantistico. Grazie a Franco Anastasi, Grazie a te. ci vedremo prestissimo per qualche altra puntata della nostra trasmissione. D'accordo, ciao, grazie. Allora Alessandro, chiudiamo anche con te. L'ho detto in apertura, Penalty porta bene, quindi può darsi che arriverà qualche interessante proposta, però anche a te devo dire che il tuo commento ci è piaciuto perché scegli con parsimonia quello che ti viene proposto. Bisogna avere una solidità probabilmente legata alla società, ma anche qualche giocatore che ti possa permettere di disputare quantomeno un campionato decente. Sì, perché indubbiamente la competitività è importante, è chiaro che è comunque il tassello del cambio di allenatore, io penso che da questa parte allenatore devo poter apportare qualcosa, Bravo. quindi potrei non essere utile alla causa e quindi devo considerare... Ma tu sei utile alla causa perché insomma da te partono i risultati, non ultimi anche le vittorie di campionato, a Mister Bianco, la Coppa, insomma bel pass e tante altre belle soddisfazioni. In bocca al lupo per tutto quello che Grazie, verrà in bocca di al lupo positivo. anche a te per la trasmissione e per il proseguo. Grazie, grazie. Allora ci fermiamo qui, fine della prima parte di Penalty, la seconda vedrà di scena chiaramente i 4 gironi del campionato di promozione e anche i 4 su 7 del campionato di prima categoria e vi ricordiamo che da quest'anno a partire dalle 20:30 la terza ed ultima parte della nostra trasmissione è dedicata interamente ai campioni di Penalty, ovvero i grandissimi giocatori che hanno legato il proprio nome e le proprie gesta nel mondo del calcio. Ce ne sono tanti nomi importantissimi quest'anno, ve lo anticipo, devo dire che regaleremo tantissime emozioni con nomi straordinari. Questa domenica in questa prima puntata solo 2 nomi, Baggio e Maradona, quindi insomma meglio di così non può certamente iniziare la nostra 8ª stagione di Penalty. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco di nuovo qui in diretta su Gold 78. Rieccoci di nuovo in studio, amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Siamo in onda con Penalty tutte le domeniche in diretta a partire dalle ore 19 e vi ricordo che da quest'anno a partire invece dalle 20:30 nella terza e ultima parte dedichiamo lo spazio interamente ai grandi del calcio mondiale. Oggi in questa prima puntata parleremo di Baggio e di Maradona. Seconda parte invece che inauguriamo subito con il saluto diretto di nuovo a Luca Di Gregorio, che è rimasto in questa seconda parte perché con lui vogliamo parlare anche di promozione, ma soprattutto diamo il benvenuto a Michele Calanna, giocatore della Nisiana, campionato di prima categoria. Ciao Michele, ben trovato, ti trovo in formissima. Diciamo che Oggi grande partita contro il Villaggio Sant'Agata. Big match, tra poco ce lo racconterai e tra poco ci racconterà anche una partita molto importante che si è disputata a Bronte, tra Bronte e Acicatena, anche il nostro terzo ospite Alessio Tabascio, il portiere della Acicatena. Buonasera. Il tuo direttore sportivo ha detto che sei il portiere saricinesca quest'anno. Così, Ci dobbiamo credere? Sta andando bene. Insomma, per il tuo noi curriculum parla chiaro, però voglio dire, non è che ci dobbiamo impressionare. Lui esagera sempre. Però
esagera in positivo perché è un allenatore e soprattutto è un dirigente vincente, da un paio di anni vince i campionati, non per niente il vostro presidente se l'è accalappiato, È una grande persona. anche perché Acicatena, diciamolo pure, è una piazza difficilissima. È difficile, ma è molto bella. Saluto tra l'altro tutti i tifosi di Acicatena perché ci seguono tantissimo da tanto tempo. Allora, subito i risultati del campionato di promozione, parliamo subito del girone A, anche qui parecchie partite non si sono disputate, come potete ben vedere, le uniche che si sono disputate sono Balestrate e Gattopardo, finita 1-0 per la squadra agrigentina, ed infine Salemi Monreale 0-0 e la vittoria del Don Bosco contro il Visborgo Nuovo 1-0. Tutte le altre, come tutti ben sanno, non si sono disputate causa il nubifragio che c'è stato questa notte, una notte drammatica nell'Agrigentino ma soprattutto nel Palermitano. Classifica seppur parziale, la possiamo vedere, che comunque vede la conferma in testa del Salemi con 22 punti, poi il San Cile e San Giorgio 19 insieme al Monreale, tutte le altre bene o male con qualche partita in meno, sottolineando tra l'altro appunto che questo Salemi con questa vittoria allunga comunque rispetto al secondo posto. Passiamo subito anche al girone B del campionato di promozione, un girone B dove anche qui insomma qualche partita importante non si è disputata, soprattutto quella tra Casteldaccia e Cefaledium, proprio Casteldaccia insomma colpita da un lutto impressionante. Ci stringiamo ancora una volta ai familiari delle vittime. Casteldaccia Cefaledium che a questo punto si disputerà sicuramente tra un paio di settimane. Gli altri risultati: Gangi batte l'Iniziativa 2-0, Milazzo batte Lascari 2-0, Acquedolci batte Rocca di Caprilione 2-1, Torrenovese Sinagra 1-0, Gioiosa batte Altofonte 4-1, Sant'Anna batte Bagheria 2-1 ed infine Sant'Angiolese batte Acquedolcese, anzi no, Acquedolcese batte Sant'Angiolese 3-2. La classifica: Acquedolci in testa con 25 punti, segue con 22 il Cefaledium anche se ha una partita in meno, Torrenovese 19, Milazzo 16, Rocca di Caprilione e Sinagra 15, l'Iniziativa Sant'Angiolese e Acquedolcesi con il Sant'Anna 11 punti, 9 punti per il Gangi, 7 punti per Altofonte e Casteldaccia, 6 punti per Lascari e Gioiosa che invece ne ha 3. Voglio fare un po' un excursus su questo campionato di promozione, su questi due gironi. Iniziamo subito. Sì, ho visto il girone A, vedevo sì, prima. Sì, il girone A. Conosco naturalmente poco, però Il Salemi lo conosciamo tutti, però. Salemi già è scappato via, È quindi scappato già ha via. dato un segnale. Io volevo fare solo l'in bocca al lupo a Giovanni Falsone, mio caro amico, che allena l'Agragas, quindi l'ha preso dopo tante vicissitudini È societarie. stato un po' il suo sogno allenare l'Agrigento, da sempre. Assolutamente, noi eravamo insieme, era il mio allenatore Al Gattopardo anche. e a no? Gattopardo, c'è anche qui la Gattopardo Sì, dove sì, io sì, ho giocato sì. tanti anni fa, quindi seguo magari queste due squadre un po' di più, anche se vedo che il Salemi già è scappato via. È scappato via. Michele, però Agrigento, insomma, dopo la debacle dei professionisti, adesso è sprofondata nel campionato di promozione, ricominciare è sempre molto difficile, sei d'accordo? Sì, purtroppo si sa, comunque parliamo sempre del lato economico del calcio e Chiaro. purtroppo non è più facile andare avanti per le società, E è diventata infatti dura. l'Agrigento è crollato e adesso deve ricostruirsi pezzo per pezzo ed è sempre molto difficile. Vedremo cosa succederà. Alessio, Salemi sicuramente è una spanna sopra gli altri, però il campionato è lungo e c'è questa sorpresa dell'oratorio San Ciro e San Giorgio che l'anno scorso ha vinto i playoff con Maniscalco e che quest'anno comunque tra la sorpresa generale è altissimo in classifica. Insomma, la storia di questa squadra ci spiazza ma un po' ci fa divertire pure. Sì, ma io il girone A e il girone B non li sto seguendo tanto perché sinceramente sono concentrato sul mio. Mi che è abbastanza immagino, mi pesante. immagino. Però devo dire che io ho sempre detto che il pallone è sempre rotondo e quando si entra in campo prima chi spende di più, chi spende di meno, che fare Dio. Bravo, Non bravo. c'esce niente, alla fine uno entra in campo, il pallone è rotondo, giochiamoci la partita. Però non segui tanto bene il girone A e il girone B, però la tradizione della Cefaledium, quella la conosci, insomma, il anche Cefalù, ci sono calcio, passato anche da lì. e quindi conosci nel bene. periodo che poi sono andato a N in eccellenza, sono passato anche da lì. Acquedolci in testa nel girone B del campionato di promozione, a seguire questa Cefaledium. Ho avuto modo di conoscere i dirigenti, sono determinati. E qua già quando i dirigenti sono determinati già ti impostano la squadra in una certa
certa maniera, anche la mentalità già cambia totalmente. È vero, è vero, è vero. E in questo girone B, Luca, Rocca di Capreleone che insomma vorrebbe ritornare un po' nel campionato di eccellenza, l'anno scorso non ce l'ha fatta, quest'anno si sta ritentando, ma si soffre maledettamente. Si soffre, no? La crisi economica è arrivata anche in questi campionati e quindi non si può. Tu prima parlavi di progetti, non si può. Non voglio abusare su questa parola. È una parola troppo grossa in queste categorie, cioè, se non hai gli aiuti, soprattutto personali, i dirigenti non possono sempre sperare negli altri e cercare sponsor. Non è più come una volta, no? Nei grossi centri. Non è più come anche in una questi volta. paesi la città aiutava, no? I piccoli Chiaro. commercianti, no? Mi ricordo quando io giocavo, ora è tutto diverso. Se vuoi fare calcio intanto metti le mani in tasca, nella tua tasca. Ma chi li dovrebbe e poi- mettere? Un e infatti- presidente che vuole e dispone di questo. No, ma io spesso faccio battute, no? Dopo 30 anni conosco tutti e spesso lo posso fare io il presidente come lo fanno alcuni, beh, lo potrei fare Io pure dico io. sempre che non glielo ordina il medico, insomma, Assolutamente. insomma, di fare la squadra. Se il presidente non ha un suo budget personale, Io guarda, tu sai che io a parte difendo gli allenatori, Sì. ma anche i ragazzi, no? Questo calcio, no? Questo movimento dilettanti Sì. dall'eccellenza, la prima categoria, va avanti io lo dico sempre per noi, no? La Lega dovrebbe capire, no? Che va avanti per noi, perché Sì. se noi un giorno ci sediamo e decidiamo di voi non che giocare, ogni domenica soffrite in campo, assolutamente, in panchina, e allora io dico 4 Lasciate volte la a famiglia settimana, chiedono anche. spesso i dirigenti, no? Soprattutto dirigenti che vogliono fare bene, secondo loro vogliono 4 allenamenti alla settimana, 5 allenamenti alla settimana. Ma- E poi magari a un ragazzo che non possono dare neanche il rimborso della benzina e allora c'è qualcosa, Ci sorprendono c'è qualcosa queste che cose, ci non va, spiazzano, le ci cose spiazzano. vanno al contrario. Allora. Allora adesso per la gioia di Alessio e anche degli amici di AC Catena parleremo di questo girone C del campionato appunto di promozione che vede in testa la squadra catanese. Guardiamo subito i risultati di questa nona giornata. Carlentini batte Atletico Fiumefreddo 7-1, AC Catena batte Ciclope Bronte 1-0, Mister Bianco batte Città di Torregrossa 3-2, 1-1 tra Città di Mister Bianco e Academy San Filippo, AC Sant'Antonio batte Sporting Villagrande 1-0, Giardini Naxos batte Città di Mascalucia 2-1, Sporting Pedara batte Gescal 3-1 ed infine Villafranca Sporting Taormina 1-1. Allora, classifica sicuramente molto, molto stretta anche perché seppur con 22 punti le altre sono molto molto vicine, ancora siamo soltanto alla nona giornata. AC Catena in testa con 22, l'ACI Sant'Antonio con 19, 18 punti per lo Sporting Pedara, poi con 17 abbiamo il Giardini Naxos, Città di Mister Bianco Carlentini Mascalucia con 16, Sporting Taormina con 14, Ciclope Bronte con 12, 11 per lo Sporting Viagrande, 8 per il Villafranca, 7 punti per Mister Bianco e Academy San Filippo, 5 punti per il Gescal, 3 punti per il Torregrotte ed infine chiude l'Atletico Fiumefreddo con 2 punti. Allora Alessio, abbiamo pescato nel tuo account di Facebook le immagini del tifo dopo la bella vittoria di Bronte, perché vincere a Bronte è sempre molto difficile. Le possiamo anche guardare mentre ci dai la tua emozione dopo una vittoria, come hai detto bene tu, sofferta in quel di Bronte. Che dici? Emozionante? No, ma perché ci abbiamo veramente, ci tengono tantissimo i ragazzi, veramente fanno cose allucinanti. Infatti certe volte mi metto pure a ridere quando fanno le cose perché Sì. vedere, cioè rivivere alcune emozioni che penso anche Luca Di Gregori ai Certo, tempi, negli anni. riviverle ogni tanto è bello, È perché vero, si è pensa vero. ai tempi antichi, quando realmente le società erano quelle che erano, i tifosi erano quelli che erano. Senti, questo AC Catena ha l'impressione che è costruito con parsimonia e con intelligenza. Iemma ha riunito, insomma, accanto a sé uno staff tecnico interessante, ma soprattutto un gruppo che è molto molto amalgamato e questa può essere la differenza per questa stagione? Abbiamo un gruppo bellissimo noi. Purtroppo è inutile nasconderlo, abbiamo un gruppo bellissimo. E si dice perché si vince sempre. No, a prescindere Però da nel tutto, caso perché vostro... noi siamo partiti, noi non dovevamo vincere il campionato, a noi ci hanno detto che ci dobbiamo salvare. Sì, va e bene. noi ci dobbiamo Ok. salvare. Ad AC Catena Però tu dico, dici una cosa di questa creando, all'inizio della stagione, creando il gruppo, i tifosi un po' vabbè, stanno lì sul chi va là. considerando che non abbiamo grandi nomi, abbiamo i nostri nomi, che è Giuseppe Fazio, che è Ciccio Cordova, che è Ranieri, Giovanni Ranieri,
Cioè, abbiamo comunque ragazzi che hanno militato in queste categorie, hanno fatto anche categorie superiori. Assolutamente. E che in campo fanno sempre la differenza. Gabriele Amore, Insomma, Maurizio Catania, allora a questo punto anche i giovani stessi. non vi potete più nascondere. Se tu confermi che questo è il gruppo, e noi lo sapevamo bene, insomma, se confermi che questo è il gruppo, che l'allenatore è uno che è tosto per la categoria e che la dirigenza non vi fa mancare nulla, avete tutte insomma, le credenziali. Diciamo che hai detto tutto per com'è realmente, perché il mister lo so. non si ci può dire niente, è di un'altra categoria il mister. La Assolutamente. dirigenza non ci sta facendo mancare Minuzioso, nulla. Quando parla Luca di Gregorio di questo, della dirigenza, la dirigenza è importante per Lo questo. vince la dirigenza. Ti dà la stabilità mentale, ti dà la voglia di Se continuare. la società, come dice lei, ti fa stare tranquillo, io parlo poi da giocatore, ma anche da allenatore. Certo, Se certo. la società è quella che vince il campionato, Chiaro. perché poi il resto lo mettono i ragazzi. Oggi mi sono andato a vedere, scusate, la partita di Aci Sant'Antonio e c'era il presidente del Via Grande in tribuna che faceva come un pazzo. Cioè, queste sono cose che non si vedono tutti i giorni. Beh, Cioè, ci quando uno piace, ci tiene insomma, alla squadra, sapere a che farla c'è andare anche avanti. emozione, ma e qui me lo può confermare anche Michele Galan, se un dirigente non ci mette la sua emozione personale, cioè deve fare un'altra cosa la domenica, va a fare, che so, il jogging con i figli, va a fare la Ecco, spesa, infatti. va in un centro commerciale, ma chi ha quell'emozione è così, insomma, tu hai avuto modo anche insomma, di conoscere i dirigenti Grandi e soprattutto dirigenti. allenatori che erano molto espansivi. La passione poi alimenta quello che la domenica portiamo comunque in campo, che ci portiamo durante la settimana. Se non c'è la passione è inutile anche scendere diciamo in campo, secondo me. Come vedi questo percorso della Cicatena e la possibilità che qualche altra squadra possa inserirsi nella vittoria finale, come ad esempio appunto la C Sant'Antonio ed eventualmente secondo me qualche altra compagine? Adesso arriva dicembre, io penso che la Cicatena una volta che si trova là, ci tenta. Ci tenta, Ci tenta. non Una si volta- tira più no, indietro. infatti, non si tira più indietro. Secondo me C'è un tuo ex presidente altissimo in classifica, sì, lo sport in pedana Sport si in può pedana. fare bene, ma anche il Giardini, secondo me, Ah. per quello che io comunque sono amico di Maurizio Anastasi, Sì. che ora fa il direttore, eravamo compagni di squadra. La Cicatena ha una partita da recuperare Sì, e il derby domenica prossima, credo. sì. Quindi in queste due partite secondo me può dire Beh, è un po' prestino però. No, Luca. può dire- no, aspettiamo può- come dicevi no, Michele può Calanna, mettere- dicembre, no, è presto, Ah. assolutamente presto. Io parlo di dare un segno di forza, no? Certo. Se fa 6 punti con Pedara che è il Dà un recupero, segnale forte. e la C Dà Sant'Antonio, un se segnale sono 6 forte. punti, ecco, dà un segnale importante. Perché hai sorriso Però- quando ho parlato dello Sporting Pedale? No, sono rimasto affezionato, sono rimasto infatti, legato a un presidente che mi ha dato la possibilità di, appena ho smesso di giocare a 39 anni, mi ha dato subito l'opportunità di allenare e di fare bene. con belle soddisfazioni. Assolutamente, una realtà piccolissima dove ci siamo salvati, l'anno dopo siamo arrivati quarti dopo Leonzio, Giara e Paternò, quindi delle belle soddisfazioni, ecco, e quindi per me è sempre un piacere sentirlo, un piacere vedere che comunque sta andando bene con la sua squadra, quindi Infatti. gli auguro ecco, le migliori fortune al presidente Tringali, chi non l'avesse capito. Tringali. Assolutamente. Beh, abbiamo fatto un quadro abbastanza chiaro e compatto di questo girone C del campionato di promozione. Da più parti ormai è una conferma, la Cicatena insomma si è praticamente dichiarata come squadra da battere perché i risultati sono dalla sua, le altre stanno lì, ma probabilmente, Michele me lo confermi pure tu, pronte eventualmente ad approfittare al primo passo falso. Sì, come dicevamo il Pedara comunque è una squadra che non scherza. Non scherza. Non scherza. La rosa è competitiva e dirà la sua. Dirà la sua, vedremo cosa succederà perché il campionato è soltanto giunto ancora alla 9ª giornata, quindi vedremo già dalle prossime cosa succederà con scontri diretti, ma soprattutto capire bene quelle che sono le finanze di ogni singola società, perché saranno quelle che poi determineranno gli equilibri tra dicembre e dicembre gennaio. farà la Vabbè, questo differenza. l'abbiamo sempre saputo. Allora, parliamo adesso del girone D del campionato di promozione. Abbiamo anche in questo caso i risultati di questa 9ª giornata, una 9ª giornata dove il Megara Augusta batte 3-0 il Caramineo, 3-0 anche per lo Sporting Priolo nei confronti del Don Bosco 2000, 4-1 Enna
vincente nei confronti dell'Atletico Scicli, il Floridia che batte lo Sporting Eubea 4-1, 5-0 per la corazzata Ragusa nei confronti del Frigentini, 2-1 per il New Pozzallo nei confronti della Barrese, pareggio tra Real Siracusa Belvedere e Caltagirone 1-1 ed infine il Ragusa pareggia in casa contro il New Modica. In classifica abbiamo detto ampiamente chiaramente del Ragusa Calcio, in testa a questo punto insieme anche un po' alla sorpresa Enna con 22 punti, Real Siracusa Belvedere a ridosso con 20 punti, 19 per il Caltagirone, Sporting Priolo e Megara Augusta con 17, il Floridia con 16, lo Sporting Eubea con 15, 14 per il New Pozzallo, 11 per l'Atletico Scicli, 8 punti per il New Modica ed infine Barrese, Don Bosco 2000 e Frigentini con 6 punti e il Ragusa con 5. Chiude purtroppo il Caramineo con 0 punti e non capisco questa cosa, dovrò parlare evidentemente con qualche dirigente del Caramineo perché secondo me mi sembra strano questo ultimo posto con tutte sconfitte da parte di questa squadra che l'anno scorso aveva fatto grandissime cose. Probabilmente ci sarà stato il solito riciclo legato alla comunità del Caramineo e quindi questo ha fatto sì che insomma la squadra perdesse dei riferimenti che l'anno scorso erano stati importantissimi. Allora parliamo subito di questo Ragusa e devo iniziare a parlare con Luca. Luca, Ragusa, Santopalma, preparato già abbondantemente prima dell'estate tutto il gruppo dirigenziale, tecnico, giocatori, insomma preparato tutto prima in testa, quindi sta confermando quello che di buono aveva preventivato insieme al presidente. Sì, dopo la retrocessione della scorsa stagione è entrato appunto un nuovo gruppo societario e ha riconfermato lo stesso, credo, staff tecnico e qualche giocatore, almeno quasi tutti, sì. Credo, io li ho incontrati con l'Avola l'anno scorso e quindi questo gruppo si sapeva che in promozione avrebbe fatto bene e quindi continuerà sicuramente fino alla fine. Filippo Raciti, sì, l'allenatore, persona preparata, l'ho incontrato l'anno scorso. Tosta direi. Tosto, quindi sicuramente faranno bene. Ma l'Enna secondo me è la sorpresa. La sorpresa, io tifo per l'Enna, ho lo giocato sappiamo, 2 anni lo sappiamo. Enna, e quindi l'allenatore era il mio compagno di squadra, sì. E ho conosciuto dei dirigenti, una società di categorie, 2 categorie Enna superiori. Enna ci manca. Sicuramente, ecco, Enna Ragusa, non sottovaluterei il Real Siracusa, no? Sì. Del gruppo. Anzi, proprio del Real Siracusa abbiamo qualche immagine di sottofondo. Questo, sì. Real Siracusa Belvedere, ecco, queste che tre, è la mina vagante, assolutamente, queste 3 squadre saranno, penso, Ragusa e Enna una spanna in più. Certo, Real Siracusa a dare fastidio con magari il Caltagirone, ecco, non vedo altre proprio. Parlo tecnicamente, ecco, già sono 9 giornate, credo. Certo. Queste squadre si giocheranno il campionato. Michele Calanna, c'è anche questo Caltagirone che insomma l'anno scorso poteva fare di più, quest'anno è ritornato prepotentemente, manca qualche punto in classifica, però insomma giocarci contro in una piazza come quella di Caltagirone sembra molto difficile. La tradizione, no? Parla chiaro, comunque Caltagirone ha detto sempre la sua, però questo Ragusa è forte. È forte E fa paura. L'Enna può fare soltanto un po' di solletico? Non credo. No, però è difficile che il Ragusa faccia un passo falso, secondo me. È difficile. Alessio, abbiamo parlato di questo Enna, abbiamo detto che può essere veramente un po' la mina vagante insieme al Caltagirone, e poi che cosa ci mettiamo? Il Priolo? No, io parlerei dell'Enna perché del Megara, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Cosimano, conoscendolo caratterialmente, che quando ci ho giocato io, che ci giocavamo insieme alla stessa squadra, si mangiava pure il campo. Insomma, niente di tutto questo. No, i giochi sono fatti oppure è troppo presto? No, è troppo presto, ancora siamo all'alba, però dico, ha strutturato una squadra come erano strutturate ai tempi l'Enna al passato, e comunque è stata strutturata sempre in una certa maniera, con i giovani giusti, con i grandi giusti, e si è fatto sempre un signor campionato. Questa cosa ha fatto Nicola. Ma poi quando fai 400-500 abbonati e oltre 700-800 in promozione, certo, in casa, il tifo, lì comprendi il valore di una società, di una squadra, il magico Gaeta può arrivare anche a 1.500-2.000 spettatori. È vero.
Senti la fame del paese comunque. Senti la fame del paese. Hai sentito quel linguaggio bello che c'è Certo. Michele? Senti la Mancano fame i, del i vecchi paese. derby, quelli con la Nissa. quelli. Sì. Nissa, che purtroppo anche lì insomma dovremmo aprire un discorso, speriamo che insomma si riprenda al più presto. Parliamo di prima categoria, lo facciamo subito con i risultati del girone A, dove abbiamo un ritrovato Sciacca che finalmente insomma fa sentire la sua forza. Questi risultati: Città di Cinisi batte Mazzarese 3-2, 3-0 per il Palermo Calcio nei confronti del Colomba Bianca, Fulgatore batte Valderici 1-0, poi Gibellina e San Vitolo Capo 1-1, Belmonte Mezzagno Città di Carini 0-0, Resuttano batte Real Melfi 2-1, anche se la squadra si chiama Resuttana per essere più esatti. Unitas Sciacca batte San Giorgio Piana 3-0. La classifica la possiamo vedere insieme e appunto, come ho detto qualche istante fa, abbiamo un ritrovato Sciacca che insomma assapora la voglia del campionato di promozione già da adesso, 15 punti in testa, però questo Palermo Calcio Popolare con 12 punti al secondo posto, a seguire poi il Città di Carini, il San Giorgio Piana Fulgatore con 10, 8 punti per la Resuttana, San Vitolo Capo 7 punti, 6 per il Cinisi, 5 punti per il Valterice, poi Mazzarese, Gibellina, Belmonte Mezzagno con 4 punti, Real Melfi 2 punti e Colomba Bianca 0 punti. 10 secondi per lo Sciacca lo dobbiamo fare per forza, perché Sciacca è impensabile che viva queste categorie, perché sino a un paio di stagioni fa insomma era protagonista anche nel campionato interregionale. Alessio, iniziamo da te. Sciacca che ha buone possibilità quest'anno? È la volta buona? Sì, è possibile, comunque ha avuto sempre squadre buone. Là è tutto parte là, se hai la dirigenza buona è una struttura che ti permette di fare il salto di categoria, io penso che nessuno si privi di fare il Michele, salto ma a di questo categoria. punto dobbiamo sperare che dopo che raggiunge la promozione quantomeno abbia le qualità e la quantità tecnica per poterla poi sopportare. Si ritorna a parlare sempre di contributo. Però, come ha detto anche lo stesso Luca, il pubblico, la quantità di pubblico che a Sciacca ce n'è, Può fare la differenza. può fare la differenza. Sciacca faceva la Serie D. Faceva la Serie D? Sì. Tanti anni fa, ecco. Ora da un po' che è in crisi, ma dovrebbe essere l'anno giusto, no, di vincere questo campionato, quindi credo che ritornerà almeno, ecco, inizia dalla promozione. Non vogliamo fare il tifo spudorato per lo Sciacca, però ci rendiamo conto che insomma il nome è possente anche per il campionato di prima categoria. Assolutamente, infatti, però come dicevano i miei amici poco fa, devi avere un progetto, devi avere una stabilità. Se non c'è quello non si va da nessuna parte. Molte squadre arrivano in eccellenza e ritornano in prima categoria. È vero. L'anno scorso che abbiamo vissuto. Assolutamente, ecco, Adrano assolutamente, Avola dove io sono stato benissimo, dove sono stato, avevamo Sappiamo fatto poi anche com'è finita. L'Avola è in prima categoria perché non aveva neanche le forze di fare L'Adrano, la promozione. Per la grandezza che aveva, per il tifo che aveva, per i Avrebbe ragazzi potuto fare sicuramente potrebbe quantomeno fare, un campionato di stabilità. poteva fare la qualsiasi. Questo è il calcio dilettantistico, amici di Penalty, e noi non ci stanchiamo mai di raccontarlo. Prossimo girone, quello sempre di prima categoria, il girone D, anche qui quinta giornata, risultati abbastanza importanti. Atletico Messina batte Duilia 4-1, Calatabiano batte Juvenilia 5-1, l'Orsa batte il Saltaresio 1-0, Randazzo batte il Promende 2-0, San Domenico di Vittoria batte il Saponara 1-0, vittoria del Valdinisi per 1-0 nei confronti del Monforte ed infine pareggio a reti bianche tra Zafferana e Nike Torino. Allora, prima di parlare di questo girone D, magari nel frattempo vediamo velocissimamente la classifica, dove in testa abbiamo appunto anche il Calatabiano e il Valdinisi con 15 punti. Io sottolineerei il fatto che il Calatabiano ci ha un po' preso in giro in questi anni, perché campionati straordinari, vittoria fortissima nella categoria dove insomma si giocava. L'anno successivo debacle, e questo non può succedere, ragazzi, capisce. non può succedere, quindi non vorrei che anche quest'anno fosse un fuoco di paglia. Michele, Valdinisi fa paura. Valdinisi fa paura, l'anno scorso ha perso lo spareggio con la Ancora Cicatrena, c'hai- poi tra l'altro. Infatti ancora sono, diciamo, hanno il dente avvelenato. Insomma, non mi vorrei ritrovare la prossima stagione il Calatabiano magari nel campionato di promozione in sofferenza. Noi non ce lo auguriamo perché insomma è una bella e ridente cittadina. Guardiamoci invece adesso a questo punto il servizio
duello che ha visto vittoriosa la squadra dell'Atletico di Messina nei confronti del Duilia. Parliamo appunto del campionato di prima categoria, Girone D. Siamo già al film della gara con l'Atletico Messina che parte fortissimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo di La Vecchia e la Valle a chiudere sul secondo palo a pochissimi passi, centra un legno clamoroso, non riesce a bagnare il suo esordio da titolare con gol. Il bomber biancazzurro segue il tentativo di Nico Cia al quinto minuto col destro sulla ribattuta. Pagliaro era in posizione di offside, ci prova per lo più dalla distanza quando Bonanno al nono minuto scalda i guantoni di Orefice. È un ottimo Atletico Messina ora con Zagone che ispira per La Vecchia, gran destro, fa solo la barba al palo alla destra di Orefice. È un buon Atletico Messina, ora Pagliaro suggerisce dentro per la Valle, non riesce ad avere il guizzo vincente ancora una volta il numero 9 della formazione di Mister Libro. Si fa vedere la Duilia 81 dall'altro lato e alla prima occasione passerà avanti alla mezz'ora il destro di Iarera, beffa interdonato, vantaggio per gli ospiti al 30°, costretto ancora una volta a rincorrere tra le mura amiche l'Atletico Messina. C'era un netto fallo di mano però a viziare l'azione del gol dello 0-1, segue questo tentativo di Nico Cia per Pagliaro che aveva di fatto gonfiato la rete a gioco fermo. Per questa scellerata chiamata del direttore di gara Salerno era regolarissima la posizione del numero 11 dell'Atletico Messina che ora viene servito dentro dalla Valle, questa volta è tutto regolare, scarta Orefice e col mancino in diagonale sigla il gol del pareggio per l'Atletico Messina al 40°, ancora una volta il graffio di Mirko Pagliaro sull'incontro. Si torna in campo nella ripresa per il momento senza cambi fra le fila biancazzurre, sarà una mossa vincente quella di Mister Libro. Infatti dopo appena 60 secondi dal rientro in campo delle due formazioni Nico Cia suggerisce dentro per Pagliaro, non ci arriva Orefice e allora la seconda doppietta stagionale di Mirko Pagliaro dopo quella contro il Randazzo Calcio ancora una volta permette all'Atletico Messina di portarsi avanti. All'ora di gioco può iniziare la girandola di cambi per Mister Libro. Al 69° Siano si invola verso la porta avversaria, viene steso da Sitaiolo che già ammonito raggiungerà anzitempo gli spogliatoi. Ci prova allora Marco Libro a cercare gloria personale, questa volta però Orefice ci mette una pezza, l'azione continua però La Vecchia, gioco di gambe, mette il pallone dentro, la colpisce con una mano Spoto e allora indica il dischetto del calcio di rigore. L'arbitro Salerno di Catania, seconda espulsione per la Duilia 81, anche Spoto negli spogliatoi. La Vecchia va di precisione alla sinistra di Orefice, il ritorno in biancazzurro di Marco La Vecchia viene subito bagnato dal gol. Ci prova allora Marco Libro a cercare la gloria personale su questo ottimo assist di Calapai, spara però addosso ad Orefice. Al 90° però arriva finalmente la fiammata di Marco Libro e si sposta il pallone sul mancino. È la prima volta in biancazzurro di Marco Libro, finalmente alla quinta giornata si è sbloccato con questo Eurogol col mancino che non è nemmeno il suo piede. Triplice fischio, termina così la gara, game over al Despar Stadium, tripudio per l'Atletico Messina che si impone per 4-1 sulla Duilia 81. Eccoci rientrati in studio, continuiamo a parlare del campionato di prima categoria, ci sono rimasti gli ultimi due gironi, il primo insomma è quello che vede protagonista anche la Nisiana con il qui presente Michele Calanna. Diamo subito i risultati di questo girone E appunto del campionato di prima categoria, un girone molto intenso. Aci Bonaccorsi batte Mascalucia 4-0, Belpasso batte, Belpasso Santa Lucia 1-1, Calcio Belpasso batte Città di Catania 3-1, Città di Francofonte 2, Leo Soccer 1, Palagonia batte Calcio Giarre 3-1, Russo Sebastiano batte Militello Val di Catania 2-1 ed infine Villaggio Sant'Agata Nisiana 1-1. Guardiamo la classifica, anche se insomma guardarla lascia il tempo che trova, perché insomma le squadre sono strettissime. Villaggio Sant'Agata 11 punti, 10 punti per Nisiana e Palagonia, con 9 punti la Cibonaccorsi, il Città di Catania e il Russo Sebastiano, 8 punti per il Belpasso, 7 per il Calcio Belpasso, 6 punti Santa Lucia, 4 punti Militello Val di Catania
Catania e Mascalucia, ed infine Città di Francofonte con 3 punti, Leo Socchere e Calciogiarre 1 punto. Allora, possiamo vedere qualche immagine dell'Anisiana, insomma, e ci possiamo rendere conto che oggi il big match è stato importantissimo, quello contro il Villaggio Sant'Agata. 1-1, durissima partita in un campo impraticabile quasi. Io apro questa parentesi campo e la chiudo, non voglio fare polemica, ma la federazione non può dare l'omologazione a un campo del genere. Pericoloso, senza fasce, non si può giocare praticamente, tu non puoi giocare a calcio, tu lavori la settimana per esprimere il tuo gioco, là annulla tutto quel campo. Un campo assolutamente... Un campo assurdo. Assurdo con il pubblico, Da piazza. tra l'altro anche a ridosso dei giocatori, con insomma qualche battibecco di troppo tra pubblico e giocatori. Ma soprattutto ne va anche della sicurezza proprio del giocatore, perché comunque abbiamo non essendoci fasce, la protezione, cioè se tu scivoli rischi di farti male. Vabbè, mettiamo da parte un attimo questa cosa e diciamo pure che lo incontro è stato duro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista fisico, perché insomma espulsi da entrambe le parti. Sì, si sa che purtroppo ogni tanto in queste categorie È un derby di quartiere. I derby si sentiva. Sì. Già era da una settimana che comunque nelle piazze si parlava di questa Siete secondi in classifica, Siamo Michele. secondi con una partita in meno. Però a questo punto l'Anisiana vuole dire la sua, eh? Non ci possiamo nascondere dietro un dito. Una squadra che comunque ha una rosa molto competitiva, ha scelto diciamo di puntare su giocatori come Allino Signorelli, Danilo Calì, che comunque in queste categorie hanno detto sempre la loro, perciò non puoi dire che fai un campionato anonimo. Noi sappiamo quello che vogliamo. E voi volete assolutamente essere protagonisti e credo che insomma dal punto di vista anche organizzativo, societario, siete assestati. Società nuova, col presidentissimo Giuseppe Nisi, che l'ha strutturata veramente bene. Diciamo che muove le file della società Cristian D'Addizzone, che fa da vicepresidente, assieme al DG Sozzi, che quest'anno hanno sposato un progetto assieme al direttore sportivo nuovo che è entrato quest'anno, Santosciuto, che ha portato molte risorse che in questa categoria fanno la differenza. E allora noi con questo buon auspicio di Michele Calanna chiudiamo il girone E e parliamo subito del girone F, perché qui insomma Luca vuole amareggiarsi anche lui per l'Avola, anche se oggi ha vinto 1-0 nei confronti del Ferla. Chiaramonte batte Rinascita Netina 4-0, Noto batte Vizzini 2-0, Percicli batte Portopalo 3-2, Mazzarone batte Proragusa 4-1, Sanconitana batte Città di Comiso 2-1 ed infine Virtus Ispica batte Città di Canicattini 3-1. La classifica: Mazzarone in testa con 13 punti, attenzione, anche se il Noto con 11 punti è a ridosso. Città di Comiso, Virtus Ispica, Chiaramonte con 10, 9 punti per Percicli e Sanconitana, 6 per il Calcio Avola, 4 per le Città di Canicattini, 3 punti per Ferla, Vizzini, Pro Ragusa ed infine Portopalo ed infine anche la Rinascita Netina con 2 punti. Immagini di sottofondo della bella vittoria del Noto nei confronti del Vizzini per 2-0. A tal proposito ringrazio Alessandro Bellanic e la battuta la faccio proprio con Luca Di Gregorio. Noto importantissimo, ma a questo punto è anche vero che questo Mazzarone, tra la sorpresa generale, potrebbe veramente rappresentare la squadra che spiazza tutti. Sì, vabbè, ancora è un po' prestino, però appunto hai detto bene tu, c'è il Noto ancora e tante altre squadre, quindi il Mazzarone forse non conosco la squadra, ma sicuramente l'avrà attrezzata per fare bene. Ci sono realtà importanti, a me questo Noto per esempio, il Noto soprattutto, ma l'Avola, per me l'Avola mi è rimasto, ecco, l'anno scorso ero lì, uno stadio nuovo, anche lì pubblico, ad Avola nelle partite importanti ci sono 600-700 spettatori, se non di più. Ecco, vederlo in prima categoria fa male, però la società ha deciso così di risalire, gli auguro al più presto possibile di ritornare nelle categorie più importanti, dove Avola merita sicuramente di partecipare. Voglio sentire anche i nostri ospiti su questo Noto, però, che insomma ha assaparato per molti anni la Serie D, poi è caduto in disgrazia, sta ripartendo da questa prima categoria. Insomma, le immagini parlano chiaro, la vittoria nei confronti del Vizzini è stata netta, 2-0. Secondo me insomma il Noto tecnicamente
probabilmente è già di categoria superiore. Cadere e rialzarsi non è mai facile, però vogliono ritornare di nuovo dove avevano lasciato e quest'anno cercheranno di fare il meglio possibile. Ho capito, va bene, vedremo, vedremo. Alessio, questa è, insomma, questo è un girone dove troppi nomi rischiano magari di far confondere il pubblico e gli addetti ai lavori, no? Oltre all'Avola appunto è il Noto, ma credo che possa veramente rappresentare un girone che si deciderà all'ultimo istante, le ultime domeniche. Sì, sì, no, questo senza alcun dubbio. Il discorso è che l'Avola ha investito tanto anche nel campo, che ha strutturato tutto il campo nuovo. È un peccato vedere questo spreco in prima categoria, anche perché un quartiere come Avola, che comunque ha un sacco di abitanti, un sacco di persone che seguono il calcio, che è un peccato vedere queste realtà in queste categorie. Una battuta me la devi fare sul Comiso però, perché attenzione, anche il Comiso non scherza in fatto Il Comiso è un'altra struttura bella, tutto bene, ma sempre là li troviamo. Sempre là. Cioè tutti quelli strutturati È che vero. potrebbero fare calcio, È vero. li ritroviamo sempre alle prime categorie, È alle vero, è promozioni. vero. Oggi stiamo perdendo la continuità. Non si Stiamo capisce. Ma oggi sei in grande forma, Michele, No, te ne esci con queste non battute si capisce. E mi bellissime. ispira Ti il ispira compagno più di presente. Gregori, purtroppo, l'esperienza qua a Bene, destra. bene. Allora, è stata una prima puntata ricca di ospiti, ricca di tante immagini riguardanti questo calcio dilettantistico. Oggi una domenica sicuramente diversa, certamente molto importante per noi perché ritorniamo in campo per questa ottava stagione, ma triste perché, come tutti ben sanno, purtroppo la Sicilia è stata devastata dalle calamità naturali, soprattutto la zona del Palermitano e dell'Agrigentino è stata veramente bersagliata con purtroppo anche dei morti. E noi, come al solito, ancora una volta confermo il nostro abbraccio a tutti i familiari. Tutte le partite verranno recuperate sicuramente tra un paio di settimane. Passiamo ai saluti, iniziamo con Luca, 30 secondi anche per te per congedarti e nel frattempo, insomma, te lo dico io, insomma, fatti uno spot anche per una squadra per questa stagione. Dai. Ma non c'è bisogno di spot, io sono... Ti conoscono se e sanno mi quello che conoscono, sei. Se c'è qualcosa di importante, di serio soprattutto, se no, questo non è un calcio che diciamo come 20 anni fa, no? Quando giocavo, è cambiato un po' tutto, quindi devi trovare persone serie. Gli stimoli non ti società. mancano, Ma però, quello no, confermiamole queste assolutamente, cose, quindi non questo assolutamente. Io invece faccio l'invito per l'associazione allenatori, a breve avremo tante cose con allenatori professionisti, stiamo organizzando tanti eventi con la mia associazione, il presidente José Sorbello, Che salutiamo e abbracciamo forte. che salutiamo, quindi a breve avrete tante notizie, sempre vicino agli allenatori, a difesa degli allenatori. E come tutti ben sanno, insomma, penalty è anche un megafono dell'Ajax sotto questo punto di vista. Michele Calanna, quest'anno stagione all'Anisiana, vieni da un tuo curriculum anche di una buona qualità, insomma ho avuto la fortuna di averti capitano di una mia juniores, ti conosco da bambino, so che sei uno che non molla mai e so soprattutto che insomma quando giochi ci metti l'anima, come del resto ce la metterà tutta l'intera squadra dell'Anisiana. Sai, scendiamo la domenica con la consapevolezza che lasciamo le famiglie a casa, perciò se lo dobbiamo fare bene. Almeno insomma col piacere di tornare a casa un po' più felici anziché scontenti di una sconfitta. sempre. Allora in bocca al lupo a tutta la squadra, alla dirigenza e un in bocca al lupo anche per te. Ci tenevo tantissimo a salutare il capitano Nando Assolutamente. Veutro, che è Altro personaggio che conosco molto capitano bene. e fratello da una vita e ci tengo a salutarlo. Un abbraccio anche da parte mia al caro Nando Veutro, un saluto ai tifosi della Cicatena che ci seguono in tantissimi e che ci scrivono durante il corso della settimana, un saluto alla dirigenza, un saluto al mister, ma soprattutto un saluto a questo gruppo che cresce di domenica in domenica. Ma sì, salutiamolo perché se lo merita veramente per quello che stanno facendo e per quello che stiamo tutti attraversando. Anche il discorso del campo che in questo momento non ci sta aiutando. Sì, sappiamo dei problemi legati al crollo Però di mezzo bottino. la dirigenza e tutto questo non ci fa mancare nulla anche in questa occasione, quindi fondamentalmente abbiamo il 12° uomo in campo che sono i nostri tifosi che Attenzione perché sono importanti e sono quasi sempre vincenti. sono sempre vincenti. Salutiamo Alessio Tabascio del
della Cicatena, Michele Calanna della Nisiana e Luca Di Gregorio, tra parentesi senza squadra, in attesa di trovare sistemazione. Grazie a voi, un grazie naturalmente va anche alla squadra tecnica di questa nuova edizione di Penalty, l'8ª in onda su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, naturalmente al coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, in regia come al solito da quest'anno avremo le gesta di Andrea Salerno, mix l'audio con Roberto Di Marco e anche la collaborazione tecnica di Angelo Pandolfo. Un abbraccio a tutti voi, adesso non scappate amici di Penalty perché da quest'anno abbiamo rivoluzionato un po' la nostra scaletta perché la prossima terza e conclusiva parte è dedicata interamente ai campioni di Penalty, ovvero i più grandi calciatori di tutti i tempi attraverso le immagini, le gesta sono state straordinarie, nomi importanti, addirittura per questa prima puntata non ci siamo fatti mancare nulla e vi racconteremo la favola di Baggio e la favola anche di Diego Armando Maradona. Vi ricordo che la puntata di Penalty andrà in replica anche lunedì sera a partire dalle 23:30, sempre qui su Gold 78. Arrivederci a tutti.